Buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio salutare tutte le autorità presenti in questa occasione bellissima, con una partecipazione di pubblico veramente significativa, e voglio ringraziare Bruno Dardani che ha organizzato insieme a Marina Monti, che è la dirigente della comunicazione dell'autorità esterna portuale, questo evento. Veramente complimenti, perché oggi non è facile organizzare eventi con questo livello di partecipazione molto qualificata. Conto di recuperare parte del tempo che è stato... Quella giù? Perché, come ha detto molto bene l'ambasciatore Kessler, questo evento serve soprattutto per ascoltare l'opinione degli operatori e, in un secondo momento, perché certamente non la potremo ascoltare oggi qua da parte di tutti, innescare qualche riflessione da parte degli operatori e fare un passo avanti in quella che io nella slide iniziale ho pensato al titolo che ho scritto Can we win the challenge? Possiamo vincere la sfida. La prima differenza che vedo io rispetto ai tanti anni passati in cui questo tema della collaborazione Italia-Svizzera, la portualità, i trasporti della Confederazione al servizio del mercato europeo centrale, sono vari decenni che ne parliamo. Però mi pare che se avessimo scritto possiamo giocare la partita saremmo stati un po' troppo low profile. Io credo che la partita abbiamo iniziato a giocarla tutti. Abbiamo sentito gli investimenti cospicui che la Confederazione Elvetica ha già fatto e non credo che gli svizzeri investano questi ammontari di risorse in Svizzera e in Italia, risorse della Confederazione Elvetica in Italia, come il nuovo valico di Luino, senza una prospettiva economica. Quindi la partita la stiamo giocando, bisogna capire se saremo in grado di vincerla. E sarà molto difficile ottenere risultati positivi perché i nostri competitor sono estremamente bravi, estremamente capaci. Entro subito prendendo dall'interessante slide di Clavarino, che vorrei però qualificare, cioè il tema, cos'è importante capire? Quali sono gli attori di questo corridoio e se hanno i requisiti competitivi per poter appunto vincere la sfida. Genova, è stato detto in tutti i precedenti interventi, dal punto di vista geografico è in una posizione interessante, minor transit time, però fino ad oggi questo non si è tradotto in un vantaggio competitivo. In realtà una cosa che ci fa ben sperare è il fatto che Genova è sulla principale rotta commerciale del mondo oggi. La principale rotta commerciale del mondo va dal Far East all'Europa. Io qui parlo essenzialmente dei TIU ed è per questo che potrebbe esserci qualche differenza con la slide che aveva fatto vedere Clavarino. Noi qui stiamo guardando la movimentazione TIU. Partiamo dal presupposto che il 90% delle merci mondiali gira via nave e questo rimarrà così. La grande minaccia della Belt and Road, dell'iniziativa cinese, non sarà, a mio parere, la tratta ferroviaria, sarà eventualmente la rotta artica, ma sempre di navi e di mare parleremo. E questo, per noi che siamo oggi qui, è una bella notizia. Il mare porterà merci. Qual è la principale rotta? La rotta Far East Europa. È Genova su questa rotta? Lo è. Così come lo è Marsiglia, così come lo è Barcellona, così come lo è Valencia. Altri luoghi del Mediterraneo lo sono meno e lo siamo insieme alla mia collega Carla Roncallo di La Spezia e insieme al mio collega Stefano Corsini di Livorno. Guardate sul totale dei TIU che fa l'Italia, come movimentazione che sono tra i 10 e gli 11 milioni,
Westmed italiano, l'Alto Tirreno, fa oltre 6,6 milioni di TIO, cioè la netta maggioranza. Non parlo della questione geografica che è stata già. Come sta il porto, lo sapete tutti, è un momento positivo, dal punto di vista congiunturale estremamente positivo. Ci sono detective che stanno indagando come mai le cose vanno bene nello shipping, perché i noli non sono così relativi, però noi adesso non possiamo affrontare lo scibile umano. Dal punto di vista congiunturale andiamo a performance con 2 decimali. Gennaio di quest'anno ha registrato un più 20% rispetto al gennaio record dell'anno scorso, quindi è un momento positivo. Qui dovete notare 2 cose molto importanti per noi oggi. Genova è un porto gateway. Genova è il 5° porto gateway del Mediterraneo. Cosa vuol dire questo? Noi non facciamo essenzialmente transshipment, non siamo un porto che riceve la merce, la smista, la reimpacchetta su una nave e la porta via. È un porto che, sia pure con grandi difficoltà, fa uscire l'86% della sua merce, cioè un interscambio con l'entroterra pari all'86% della nostra movimentazione di TIO. 5° porto europeo. Questa è una ottima notizia per gli svizzeri, perché se noi fossimo Singapore, è un porto enorme, fa transshipment. Il dialogo tra noi, Genova e la Svizzera, non ci sarebbe, sarebbe tutto da creare. Invece, come vedete qua, non è così. La seconda cosa che dovete vedere è che, come con Barcellona, la rotta del Far East decide per circa il 30%, oltre il 30% del traffico di Genova. Sono percentuali simili nel Westmed. Quindi quella rotta è decisiva per i volumi del porto. Che tipo di porto è? È un porto che dà garanzie su quella famosa sfida su cui poi arriviamo? Perché questa è una domanda che tutti voi operatori conoscete molto meglio di me. Direi abbastanza di sì. Ha connessioni con quasi tutti i porti del mondo, ha terminalisti estremamente capaci, qualificati e diversificati. I porti monocliente sono pericolosi. È scalata da tutte le principali alliance mondiali. Quindi diciamo è un porto che dal punto di vista della presenza di operatori qualificati a livello mondiale si presenta con le carte in regola. È un porto performante? Questa è una domanda ancora più delicata. Prima la collega della televisione svizzera mi ha correttamente posto la domanda, dice: ma in questo dialogo di competitività con i porti del nord Europa, al di là di tutte le questioni, il trasporto, ma voi avete livelli di efficienza che vi mettono in grado di competere con ad esempio i porti del nord Europa? Direi che in parte sicuramente sì, lo vedete nei numeri che sono su questa slide. Abbiamo alcuni operatori, non voglio sottrarre tempo a chi parlerà dopo di me, nel porto di Genova, terminalisti che operano a livello mondiale, che garantiscono performance di assoluto livello competitive con quelli che abbiamo in altri porti di eccellenza nel mondo. Qual è la sfida? E su questo mi associo all'ottimismo e a lanciare il cuore oltre l'ostacolo di tutti quelli che mi hanno preceduto, ma sono un po' più timido. Penso che i nostri competitori siano molto avanti a noi, molto. E quindi, se la sfida deve essere presa sul serio, bisogna guardare in faccia l'avversario per quello che è. Ci sono moltissime sfumature
di questa sfida che a me sfuggono, perché io non sono un operatore, io vedo alcune cose. Qui in sala ci sono operatori che ne sanno molto più di me di tutte le sfumature di questa sfida, però la sfida è quella di riuscire a prendere una quota, magari modesta all'inizio, quei traffici che dal Far East arrivano in Europa e vanno quasi tutti nel nord Europa, per motivazioni più serie, meno serie, più congiunturali, meno congiunturali. Questa, a mio parere, è la sfida che ci tiene molto uniti a noi italiani e svizzeri, per quello che ho detto all'inizio, la redditività di alcuni investimenti pubblici fatti dalla Svizzera in parte può dipendere da questo. Io credo che per vincere la sfida bisogna aggredire 2 punti. Deve essere conveniente ospitare l'arrivo di grandi navi nei porti liguri e movimentare la merce a costi competitivi. Primo. Secondo, deve essere conveniente, parlo di tariffe, trasportare la merce dai porti liguri in su. Se questi 2 agenti di costo non vengono aggrediti, temo che la sfida la stiamo giocando, ma non potrà essere ragionevolmente vinta. Nei porti liguri stiamo facendo in questo momento significativi investimenti sia al lato privato, e vedete alcuni esempi qua, Voltri, dove c'è il terminal di Singapore, poi avremo un intervento di danesi che ha investimenti significativi e livelli di performance a cui alludevo prima. Abbiamo diversi operatori a Sampierdarena che stanno mutando pelle. Uno degli sponsor, che ringrazio tutti, qui presente oggi, è la famiglia Messina, è uno degli storici terminalisti che operano a Sampierdarena. Come quasi tutti i terminalisti che operano a Sampierdarena, è parte di un salto di vita nella storia dell'azienda. Alcuni sono partecipati da fondi di investimento, altri stanno facendo alleanze con grandi operatori mondiali. È un segnale chiaro che tutti questi terminalisti si stanno ponendo il problema di poter competere in quello scenario che abbiamo visto prima. Competere sui costi, competere sull'efficienza. A Vado, che ricordo è l'autorità portuale Genova e Savona, avevamo, come sapete, la realizzazione della piattaforma realizzata da una partnership tra Cosco e Maersk, e sarà un altro terminal in grado di operare con caratteristiche performanti simili a quelle che abbiamo visto, ad esempio, a Genova a Voltri. Fondamentale è che accanto agli investimenti dei privati, per aggredire quei costi sempre al lato porto, ci siano anche alcuni investimenti pubblici come la realizzazione della nuova diga, e firmeremo, credo entro un mese, l'accordo con Invitalia, che è l'agenzia nazionale italiana che assiste le autorità portuali nella committenza di alcune grandi opere, e presto approveremo la progettazione di questa nuova grande diga. Veniamo ai treni. Ho quasi finito. E qui chiederei un salto di qualità. In parte compete all'autorità pubblica. Noi dobbiamo cominciare a ragionare in termini di tariffe. Dobbiamo cominciare a vedere cosa cambia quando alcuni di quei grandi investimenti di cui ho parlato prima, lato porto, lato ferrovia, lato anche strada, che rimane sempre un po' troppo nell'ombra, ma continuerà a contare, saranno realizzati. E vedete che qua abbiamo fatto alcune simulazioni, vedendo cosa succederebbe per un porto come Genova, che deve servire alcune destinazioni. Qui vedete Milano, Basilea, Lione, Monaco e Mannheim. Abbiamo messo negli istogrammi, ovviamente sempre Genova, e alcuni nostri porti competitor.
Nell'istogramma con le linee, con le strisce, vedete la tariffa che offrono ad esempio il porto di Genova e il porto di Anversa oggi con le attuali infrastrutture. Nell'istogramma parte blu vedete quale potrebbe essere una tariffa, parliamo di euro per box, che viene movimentata via treno da questi due porti, quando avremo treni lunghi 750 metri con le performance previste dai corridoi TEN-T, appunto per i collegamenti ferroviari. La ritengo una slide interessante per la ginnastica che aziona e per il lavoro che a mio parere da domani deve occupare chiunque in questa sala ha a cuore la sfida di cui stavamo parlando. Io non credo che Genova avrà sostanziali problemi sul mercato domestico. Guardate le tariffe che servono Milano sono e resteranno significativamente diverse. Quindi il famoso pericolo dell'aggressione da parte dei porti del Northern Range ad Alp Transit ultimata, resta il collegamento Lugano-Milano, io non lo considero una seria minaccia da tenere sotto controllo, ma queste tariffe mi sembra che parlino abbastanza chiaro. Guardate cosa succede con una destinazione come Basilea. Oggi Genova, si parla di una tariffa di 5,90, Anversa va a 430 oggi, quindi nettamente più competitiva. Se facciamo treni 750 metri, Genova va a 428, Anversa a 422, diventa competitivo. Abbiamo altre simulazioni, Amburgo fino ad arrivare a Mannheim, in cui invece sostanzialmente anche con i treni 750 metri rimarremo non competitivi. Al di là della robustezza di questa simulazione, quello che voglio comunicarvi oggi qui è che noi abbiamo bisogno, più che noi gli operatori, hanno bisogno di darci questo feedback. Dobbiamo capire come, attraverso simulazioni come queste, i giganteschi investimenti pubblici che i due Stati hanno fatto vengono messi a profitto. Vado molto veloce sulle ultime slide che penso che siano più di interesse locale. Stiamo lavorando ovviamente anche sulle infrastrutture ferroviarie a livello locale, l'ha detto bene Clavarino, dobbiamo occuparci di tutto il corridoio, last mile, adduzione al terzo valico, dal terzo valico alla pianura padana, da Milano fino a Lugano, quindi sono varie. Nel breve termine, un'altra simulazione che stiamo facendo con tutti gli operatori è quella di capire se con una rottura di carico, perché noi oggi non avremo per qualche anno un treno da 750 metri che parte dal porto di Genova, potremo averlo da qualche dry port dell'interno. Allora uno schema può essere fideraggio, alimentazione di un dry port da parte dei terminal genovesi e di Savona in alcuni dry port e da lì treni che vanno al nord Europa. Una rottura di carico è un extra costo, dobbiamo di nuovo avere simulazioni robuste sulla capacità di questo disegno di essere vincente. Chiudo con un'osservazione molto semplice. Le autorità governative, le istituzioni locali stanno cercando, pur tra molte pecche, e qui certamente c'è una differenza di performance tra la Confederazione Elvetica e l'Italia, però stanno cercando in entrambi i due Stati di fare gli investimenti pubblici necessari. Chiedo l'aiuto dei privati, chiedo veramente l'aiuto dei privati perché ci aiutino a capire quanto siamo distanti da un'offerta competitiva, cosa manca, cosa possiamo migliorare, perché senza questo input il rischio di fare convegni un po' accademici resterebbe. E dalle facce che vedo in questo convegno mi sembra un convegno tutto fuorché accademico. Grazie.